Signore e signori, colleghi, autorità, l'11 novembre del 2015 il Consiglio di Dipartimento di Cultura e Civiltà approvava all'unanimità la richiesta di conferire la laurea magistrale honoris causa in discipline artistiche a Paola Marini, direttrice dei Musei Civici Veronesi, da pochissimi giorni nominata direttrice della Galleria dell'Accademia di Verona con decreto del Ministro dei Beni Culturali. Con quella delibera il nostro Dipartimento intendeva innanzitutto tributare un omaggio alla persona Paola Marini, storica dell'arte, dirigente museale, i cui riconoscimenti professionali sono stati ai massimi livelli nazionali e internazionali, e con la quale esisteva da tempo uno stretto rapporto di collaborazione con l'università e con il Dipartimento, una collaborazione molto stretta. Basti pensare alla grande mostra del 2014-15 su Paolo Veronese, l'illusione della realtà, da lei curata insieme al collega Bernard Haitema ed allestita negli spazi cittadini della Gran Guardia. Ma intendeva anche segnalare emblematicamente l'importanza della collaborazione dell'università con le più importanti istituzioni museali del territorio, nell'ambito di quella che oggi si chiama terza missione dell'università, dopo le prime più tradizionali missioni, ricerca e didattica, ossia la divulgazione e la disseminazione dei risultati della ricerca al più alto livello, richiamando così l'attenzione della società civile sull'importanza che devono avere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico, archeologico, archivistico, bibliografico nella formazione dei cittadini italiani ed europei. L'11 novembre 2015, dicevo, il Dipartimento di Cultura e Civiltà deliberava la laurea honoris causa, inoltrando il proprio verbale al magnifico rettore, predisponendosi all'attesa del consueto iter istituzionale che si sarebbe dovuto concludere con la firma del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. La settimana successiva, il 20 novembre 2015, era in programma nella Sala Boggian di Castelvecchio il convegno nazionale Verona per Matilde di Canossa, promosso dal nostro Dipartimento per iniziativa del collega Paolo Boninelli, in collaborazione con la Direzione dei Musei Civici, nel corso del quale si sarebbero affrontate anche alcune delicate questioni iconografiche relative all'iconografia matildica. Per quella mattina era prevista la comunicazione ufficiale a Paola Marini della delibera del nostro Dipartimento, un'occasione che avrebbe dovuto essere di festa. Disgraziatamente, nella notte fra il 19 e il 20 novembre, il Museo di Castelvecchio subiva il furto di 17 tra i suoi più preziosi capolavori, del cui rocambolesco recupero nelle paludi dell'Ucraina, alcuni mesi dopo, abbiamo tutti seguito le vicende con il fiato sospeso, e la cui ricollocazione nella propria sede, a lungo attesa e troppo rinviata, è stata finalmente festeggiata poche settimane or sono. Alle 9 di mattina di quel 20 novembre 2015 toccava a me aprire e presiedere il convegno matildico, tenutosi comunque per volontà di Paola Marini, di Paolo Boninelli, in un Castelvecchio un po' spettrale, circondato da forze dell'ordine e giornalisti. Ricordo ancora la trattenuta emozione con cui annunciai la notizia del furto ad un pubblico solo in parte al corrente di quanto era avvenuto durante la notte. Quella vicenda, dei molti risvolti ancora da chiarire, ha lasciato attoniti tutti noi, ma si può dire l'Italia intera, e ha segnato profondamente Paola, impedendole di gustare appieno la gioia per la prestigiosa nomina alla direzione delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, incarico alla quale si è comunque dedicata da subito e nei mesi successivi anima e corpo. Per molti mesi la nostra stessa proposta di conferimento della laurea honoris causa è rimasta come oscurata da quella infausta vicenda, che ha visto anche muovere critiche ed accuse ingiuste nei confronti di Paola Marini, ora, spero, finalmente liberata da un grosso peso. E credo che solo ora che i quadri di Castelvecchio sono tornati al loro posto, il ragazzino di Caroto è tornato a sorridere dalla sua cornice, solo ora possiamo godere insieme la cerimonia che si sta per celebrare, liberati tutti noi, ma soprattutto Paola, dal peso di quella vicenda, ma rafforzati nella convinzione di quanto sia importante
tutelare, conservare, valorizzare, ma soprattutto in primo luogo conoscere e amare lo straordinario patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese, che è parte di una più grande Europa. Il valore simbolico di questa laurea honoris causa in qualche modo oggi si rafforza e non è un caso che la Lectio Magistralis che Paola Marini ci proporrà fra poco riguardi un tema come i rapporti fra musei e società in una prospettiva europea. Solo l'illuministica fede in quella che un tempo veniva chiamata la Repubblica delle Lettere, ossia in una cosmopolitica Europa della cultura e della civiltà, che funga da contraltare ad ogni chiusura nazionalistica e identitaria, ad ogni nostalgia di frontiere e di muri, può essere fondamento del nostro essere cittadini europei e cittadini del mondo. La scuola, l'università, i musei, le pinacoteche, le biblioteche e gli archivi devono dunque tornare a essere al centro dell'attenzione di tutti e in particolare di chi ha responsabilità di governo. Con questo lascio ora la parola al collega Bernard Dijkema, ordinario di Storia dell'Arte Moderna, che con Paola Marini ha condiviso alcune importanti avventure intellettuali e professionali, che pronuncerà la laudatio accademica di Paola Marini. Grazie.